Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, eravamo rimasti qui che praticamente questa qui era a Zona della corsa. secco. Mi tocca rifarlo, va bene, non importa, ci mettiamo una... Ma, no, Diavolo. troppo fretta. Niente. È a secco. Diavolo. Questo qui l'avevamo già detto, vabbè, il generatore. No. Vuota. Forse posso riempirla. Ah, è riuscito a metterla via. Allora abbiamo 4 colpi. Non possiamo fabbricare... No, possiamo fabbricare questa. Ma aspettiamo un attimo. E vediamo se c'è qualche mostro. No. Ma comunque facciamo sempre piano. Oh, merda. Mi sto... Dai. Ah. Sono stato troppo lento io. Oh, merda. Mi sto... Un po' lentino a curarsi, ma va bene, non importa. Adesso lo ha schivato. Vediamo se ce la facciamo a ammazzarlo, non credo, ma... Merda. Niente, niente, dobbiamo fare in un altro sistema. Oh, merda. Mi sto...
Ma... Ma guarda che rasa i bastardi, oh! Ma da bastardi! Ma guarda, oh! Assolutamente. Sì, sembra tutto di sé. Bene. E non posso neanche curarmi perché non ho neanche... L'ho fatto abbastanza male, devo dire la verità. Oh, là c'è qualcosa, molto... Ah, un po' di... Qualcosina ci siamo salvati, dai. Qualcosina. Andiamo in giro. Vuota. Troppo facile in effetti. Proiettili. Vuota anche lei. Qui c'è... No, non c'è nient'altro. Ah, aspetta, qua ci sono proiettili di pistola che fanno sempre comodi. Merda, è chiusa. Strano, ma vero. Qui non c'è niente. Come ho fatto a farmi male, scusa? Questi si aprono, no? Qua si può andare su, sì. Mi spiegate dove devo andare, magari che... Qua sopra? Bingo. Ok, come si fa? Prendo il tubo e aspiro e basta, giusto? Ci siamo. Ok. Bene.
Dovrebbe andare. Coraggio. Bene, vediamo. Non è iniziata proprio benissimo la storia, però. Nota a me stessa. Mai toccare l'acqua elettrificata. Segnato. E intanto andiamo qui. Bene, questa porta è aperta. Raccogliamo qua in fondo che avevamo visto che c'era qualcosa qua. Tutto lì. Vedete qua, facciamo. Ci facciamo questo. Spero di trovare qualcosa per curarmi perché non è che siamo messi proprio benissimo, eh. Tieni sullo sguardo. Andrà tutto bene. Non finirai nell'acqua a friggere come una patatina. Aspetta un attimo, ti vorrei. Ecco. Quella è l'uscita. Ma come diavolo ci arrivo? Intanto. No, ho sbagliato. Intanto. Questo. Ci diamo una bella curata. Allora andiamo su qua. Adesso dobbiamo spostare questo. Lo mettiamo un secondo qui. Vediamo se c'è qualcosa da rancurare. Proprio stretto. Sotto stretto necessario. Non possiamo fare niente. Se non mi ricordo male, questo qui va messo. Se non mi ricordo male. Ah, vedi, mi ricordavo bene ora. Sì. Adesso però non mi ricordo il resto. Ah, devo andare qui. Qui. E giù. Lascia stare gli acquelli. E molto bene, molto 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 bene. Sì, vi ho sentito. Piano.
Uno è andato dentro lì. Vediamo se con calma. Ah, una devo farne il colpo, va bene. Una il colpo riesco a farne. Perché non mi lascia fare le bombe? Ma cosa c'è? Non capisco perché non mi... Ah, mi mancano le lame, per quello... per quello mi lasciava. Dai, vieni fuori. Dai, vieni fuori. Andiamo di qua, vediamo se c'è qualcosa da rancurare. Vorrei evitare di usare la pistola se posso. Però mi sa che è una cosa un po' difficile, mi sa. Vediamo se piano piano riusciamo ad andare fuori senza subire danni. Io devo andare in fondo là. C'è roba che luccica. Vediamo. Qua però posso fare questo. Oh, vabbè. Da dove ripartiamo? Da qua. Bene. Con calma, allora. Ma vai a quel paese. Devo fare... Niente, si muore come se non ci fosse un domani. Allora facciamo una robetta di sto genere. Ammazzo questo. Poi utilizziamo la cara vecchia zia pistola.
Ma che bastardi! Allora, ma dove c'è entrato? C'è entrato in pieno. Vediamo quante volte devo morire su sto posto di merda. Ce n'è ancora uno. E adesso piano. Ecco quanto ci voleva. È finita. Allora, qua c'era questo. Adesso possiamo girare con tutta calma dentro qui e vedere se c'è qualcos'altro. Forbice, dopo c'è una forbice dentro là che devo ancora prendere. No. Ah, che bello. Ah, meno male, meno male. Diciamo che abbiamo avuto anche un po' di fortuna adesso, perché se guardiamo bene, cioè perché avevo quella con tutti i chiodi, le forbici, ma se no. Forza. Ah, adesso ho capito dove siamo. Abbiamo fatto il giro. Cazzo, quelli da dove sbucano? Scusa, ma quanti sono? Uno, due. Sono solo due? Beh, facciamo presto. E ora? Vediamo se riusciamo a arrivarli dietro. Dove sei andato, scusa? Ah, ecco qui. Pistola al massimo. Da chi? Uno, due. No, sempre due. Eh, potremmo anche aspettarlo qui, volendo.
Eccolo lì, eccolo lì. Con calma arriva. Ma come ha fatto a vedermi? No, niente, devo cambiare tattica un'altra volta. Potremmo anche usare i proiettili pistola per quello. Tanto che viene qua dove sono io. Ma va bene, attacchiamo direttamente qua a pistola allora. Facciamo così, risolto ogni problema, anzi. Proviamo. Aspetta, ma noi riusciamo a fare... No. Però riusciamo a fare una bottiglia incendiaria. Bruciate, bruciate, bruciate. Bene. Meglio di così, mi sa che non poteva andare. Allora, rancuriamo quello che riusciamo a rancurare. Qua c'era qualcosa, anche un specie di snack ancora mezzo commestibile. Allora, vediamo, vediamo. Ti conviene aprirti, sto. Oh, cazzo sì. Ci hanno lasciato giù qualcosa questi simpaticoni? No, niente. Ok, elicottero. Facciamo. Aspetta, prima voglio andare a farmi un giretto. Ah, qualcuno serve un po' di contante? E qua c'è un altro snake. Ah, forbice. Qui c'è un documento, aspetta un attimo. Qui c'è della polvere. Tante bottiglie. Allora, leggiamo questo documento. Atrio. La penuria di scorte mi ha spinto a raggiungere insieme al soldato Eugene Ellis la zona di carico alla ricerca di razioni. Siamo stati sorpresi da una manciata di fetti al secondo stadio. Li abbiamo respinti, ma nella colluttazione Ellis è stato morso. Mi spiace. Dopo un acceso dibattito durante il quale il soldato Ellis ha tentato di togliersi la vita, l'ho immobilizzato. Ho isolato l'infezione con un laccio emostatico, poi recuperato e sterilizzato un seghetto chirurgico dell'infermiera abbandonata. Ho somministrato al soldato Ellis della morfina, quindi gli ho amputato il braccio qualche centimetro sopra il morso. Quando riprenderà conoscenza, il cordyceps non dovrebbe essere più presente nel suo organismo. Capitano Regan Francis. Bah, io per sicurezza tiro fuori la pistola. Qui c'è qualcosa, no. Qui non c'è niente. Va bene, andiamo qui.
Dovrebbe essere quindi io lì. Qua? Sì. Dai, resta calma. Beh, Alice, ho trovato 2 registratori. Forse potremmo documentare questa cosa. È solo una scusa per parlare. Anche se tra me e me. M'hai colpita forte l'altra sera. Non voglio mentire, fa ancora male. Io volevo darti da mangiare. Ma tu mi hai accusata di averti rubato il cibo. Hai idea di quanta fame io abbia? So che era la febbre a parlare, ma... Ti ho lasciato, sai? Cavoli, ho fatto 10 miglia prima di ripensarci e tornare. Hai ragione tu. Dormiamo insieme, mangiamo insieme, abbiamo insieme. La nostra è una famiglia. Quindi no, non me ne vado. Dio, aiutami a resistere. Che idea stupida. Oh, finalmente abbiamo finito. Adesso io devo andare piano. Che cosa? Aia. Dimmi che c'è qualcosa? Sì. Non ti lascio andare. Non ti lascio andare. Sei pronta? Sicuro. Ah, le auto che abbiamo Sei uno rotto scherzo. i vetri prima. Te l'ho detto. Bene ragazzi, allora... Non rischiamo che i soldati notino le luci accese. No, quelle all'esterno non funzionano. Come lo sai? Me l'ha detto Melanie, una delle luci. Bene ragazzi, allora io mi fermo qui, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere, in modo da far crescere me, serie e canale. Un grazie ancora per la visualizzazione, a presto da Joker Gaming.